Professor Fontana, buonasera, grazie di essere stato paziente. Ho visto che ha seguito tutto il nostro lavoro, c'è stata la parte geopolitica, adesso tocca a lei con la forza dei suoi numeri, naturalmente sapendo che anche lei mette insieme i numeri alla geopolitica, perché è difficile a un certo punto separare le previsioni delle righe verticali e orizzontali senza tenere conto di quello che poi potrà concretamente succedere in questa parte di mondo. La parola a lei, professor Fontana. Grazie mille Presidente, grazie mille dell'invito, è un piacere tornare qui e soprattutto è stato molto interessante perché diciamo che non è stata un'attesa, ma è stato un sentire sia il Presidente della Regione sia il signor Rampini è stato molto interessante anche perché ha inevitabili risvolti, tutto quello di cui avete parlato finora ha inevitabili risvolti su tutta diciamo, quello che è lo scenario macroeconomico, quindi impossibile non tenerne conto. E poi in questa fase noi economisti cerchiamo qualche appiglio perché in realtà ci manca sicuramente l'elemento geopolitico e quindi sapere un po' dove stiamo andando a finire. Io cercherò di fare diciamo ripercorrere un po' gli impatti a grandi linee di quello che sono stati gli impatti della guerra per vedere poi qualcosa su quello che sarà l'effetto sull'economia italiana e quindi qualche effetto di lungo periodo e infine i rischi un po' di questa particolare fase che è molto molto particolare. Dunque, per quanto riguarda i principali impatti, ne abbiamo parlato già, ci eravamo visti a gennaio e già parlavamo dei rincari dell'energia, adesso la guerra, quello che ha sostanzialmente determinato e ha amplificato tutte le problematiche che avevamo nella fase pre-guerra, quindi sia per quello che riguarda la scarsità di materie prime e di materiali, e sia quello che riguarda i prezzi delle commodity, in particolare di quelle energetiche, quindi di gas, petrolio, ma anche di quelle relative ai metalli alcune altre materie prime agricole. Per quanto riguarda gas e petrolio, i rialzi dei prezzi non sono legati ad una variazione dell'offerta che finora è rimasta pressoché inalterata, ma sono principalmente legati ai timori di interruzione delle importazioni dalla Russia e anche data l'elevata dipendenza che abbiamo come paese, Italia e come continente dal gas e dal petrolio russo. Per quanto riguarda invece metalli e materie prime agricole, i rincari sono principalmente legati al fatto che Russia, Ucraina e anche in minima parte la Bielorussia sono grossi esportatori, importanti esportatori mondiali di queste commodity e quindi qui vorrei portare due grafici che fanno vedere proprio la connessione tra le principali esportazioni, cioè quelle esportazioni di Russia e Ucraina che in percentuale dell'export mondiale sono più elevate per questi paesi e le ritrovate sostanzialmente nell'altro grafico che sono sostanzialmente gli stessi beni per i quali sono registrati maggiori aumenti dall'insorgere della guerra. Quindi il problema vero è che abbiamo avuto, diciamo, la guerra ha spinto in alto questi prezzi. Questi prezzi, il problema sono le conseguenze di questi aumenti, perché da un lato, dal lato delle imprese, quello che abbiamo visto è un aumento forse sempre più elevato dell'incidenza degli input energetici sul totale dei costi. Questo lo abbiamo analizzato attraverso delle tavole input-output che ci hanno consentito di analizzare da un lato la variazione rispetto al periodo 2018-2019, che erano quindi quello anche pre-pandemia, e ci hanno consentito di individuare quali sono i settori che stanno pagando maggiormente questi rincari. E in particolare abbiamo quelli che sono più colpiti dai rincari, soprattutto della parte energetica, e qui dentro la parte energetica inseriamo non soltanto l'aumento del prezzo del gas e del petrolio, ma anche quello dell'energia elettrica e anche dei prodotti della raffinazione, quindi anche quello che riguarda i carburanti. E vedete, la metallurgia è tra i settori più colpiti, anche le produzioni legate ai minerali non metalliferi come il cemento, il calcestruzzo, il vetro, le ceramiche.
e poi le lavorazioni del legno, la gomma plastica e le produzioni di carta, che sono quelle che hanno maggiore intensità energetica. L'aumento dei costi che abbiamo stimato noi confrontando i prezzi 2018-19 rispetto a quelli del 2022 che noi abbiamo individuato nel nostro scenario di previsione appena un mese fa, siamo all'incirca nell'ordine di 68 miliardi in questo anno, con dei prezzi che sono tutto sommato abbastanza in linea con quelli che si stanno registrando in questi tempi. Quindi abbiamo da un lato un forte aumento dei prezzi e degli input, quindi per le imprese, e dall'altro abbiamo un forte aumento dell'inflazione. Forte aumento dell'inflazione che però in Europa soprattutto è trainata sostanzialmente dai prodotti energetici. Quindi abbiamo un'inflazione, un tasso di inflazione che in Europa ha raggiunto, in Eurozona ha raggiunto il 7,5%, ma alla Corre è soltanto al 3,5%. In Italia questi rapporti sono tutti al ribasso. Abbiamo un indice dell'inflazione del 6,2, ma abbiamo una core che è soltanto al 2%. Cosa significa avere una core inflation? La core inflation è quella al netto degli alimentari, dell'energia e del tabacco. Quindi significa che per tutti gli altri beni, quindi esclusi queste tre categorie, di fatto i prezzi sono saliti veramente di molto poco. Questo fa capire dalla dimensione di quello che le imprese stanno faticando a fare, a produrre, perché hanno da un lato dei forti aumenti dal lato degli input produttivi e dall'altro hanno contemporaneamente un assolutamente contenuto aumento dei prezzi di vendita dei beni. Dall'altra parte l'aumento dell'inflazione sta avendo un altro effetto, che è quello di ridurre il potere di acquisto delle famiglie. Questo diciamo in un medio periodo rischia quindi di ridurre la capacità di spesa delle famiglie e quindi anche avrà un effetto di compressione dal lato dei consumi. Tra l'altro, poiché questo aumento dei prezzi è indotto sostanzialmente da una crescita forte dell'incertezza legata alla guerra, all'insorgere della guerra, generalmente quello che produce l'incertezza è che riducendo il clima di fiducia tende a scoraggiare e a far rivedere a imprese e famiglie le proprie decisioni di consumo e di investimento. Questo significa che abbiamo avuto noi negli anni passati, per causa del Covid, una propensione al risparmio da parte delle famiglie italiane su livelli abbastanza elevati. Nel 2020 ha toccato picchi storici, ma anche nel 2021, a fine 2021, era circa ancora intorno al 13,5%, quando i livelli normali sono attorno al 7%. È chiaro che questa incertezza non fa altro che rallentare il processo di normalizzazione della propensione al consumo. Quindi da un lato abbiamo le famiglie in cui vedono ridursi il potere d'acquisto del proprio reddito e dall'altro abbiamo queste stesse famiglie che sono scoraggiate nell'accelerare i propri consumi e quindi ritornare a consumare come accadeva prima del 2020, quindi prima della pandemia. Con questi aumenti di prezzi, con questi livelli di inflazione, ovviamente la politica monetaria è già partita negli Stati Uniti in maniera abbastanza robusta. Abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi, a marzo e aprile, due aumenti dei tassi, prima di 0,25 e l'ultimo di 0,50 e il mercato si attende ulteriori rialzi per il 2022 e 2023. In Europa, in cui proprio per queste differenze che sottolineavo prima, abbiamo ancora dei tassi diciamo di inflazione, almeno quella al netto degli energetici, relativamente più bassi. La Banca Centrale Europea si è dimostrata più cauta, sta riducendo gli acquisti di titoli, un programma è già finito a marzo, l'altro finirà in estate e immediatamente dopo, da quello che arrivano dalle dichiarazioni degli esponenti della Banca Centrale Europea, sembrerebbe partire un rialzo dei tassi. I mercati se ne attendono un paio quest'anno di rialzi, ciascuno di 0,25 punti, e questo ovviamente va a complicare ulteriormente la situazione, perché una stretta monetaria in una fase come questa tende ad abbattere ulteriormente il PIL, quindi ad avere effetti recessivi. E tra l'altro, poiché lo shock a cui assistiamo, quindi amplificato dalla guerra, è uno shock prevalentemente dal lato dell'offerta, cioè i prezzi, difficilmente l'aumento dei tassi avrà l'effetto di ridurre i prezzi, soprattutto quelli che riguardano l'energia, perché questi prezzi sono determinati da tensioni che nulla hanno a che fare con la domanda. Quindi avremo probabilmente qualche effetto recessivo, ma già la frenata che c'è stata da parte della Banca Centrale Europea sugli acquisti dei titoli ha già fatto salire i tassi a lunga
e anche gli spread. Quindi abbiamo che già il Bund tedesco da tassi negativi è risalito circa a un punto percentuale, il BTP da valori intorno all'1,25-1,26 a gennaio siamo già arrivati al 3%. E come vediamo anche gli spread, e in particolare quello del BTP italiano decennale sul Bund tedesco, è il primo in questo momento più in Europa e si sta avvicinando ai 200 punti base. Gli altri paesi, anche quelli con un discreto indebitamento come il caso della Spagna, rimangono ben lontani da questi livelli. Questo induce una serie di ulteriori effetti negativi. Allora, da un lato, sicuramente l'aumento dei tassi di rendimento dei titoli di Stato fa aumentare o cresce la spesa per interessi sul debito dell'Italia e quindi riduce le risorse a disposizione. Dall'altro l'aumento degli spread accresce la sensibilità diciamo, dei tassi di rendimento, quindi dei mercati, alla dinamica della politica di bilancio italiana. Quindi questo significa che una politica di bilancio poco prudente, che quindi punti a risolvere anche le problematiche che abbiamo in questa fase, accrescendo, puntando molto su sforamenti di bilancio e su aumenti del deficit consistenti, potrebbe avere degli effetti di innalzamento ulteriore dei tassi di rendimento e di aumento dello spread. Quindi questo impone in qualche modo al governo una politica di bilancio più prudente. In ultimo abbiamo anche un rischio legato a quello che saranno i tassi di interesse. Noi abbiamo storicamente un forte legame tra i tassi della raccolta bancaria con i tassi di rendimento dei titoli di Stato. Ora, nel momento in cui questo rialzo dei tassi dei tassi di rendimento dovesse essere particolarmente accentuato, il rischio è che poi crescano anche i tassi di interesse sulla raccolta bancaria e questi si trasferiscono anche sul costo del credito, portandolo in alto, il più in alto di quello che è il costo del credito negli altri paesi europei, quindi aggiungendo problemi a quella che è già una situazione di per sé stessa abbastanza problematica. Un altro effetto che stiamo vedendo derivante dalla guerra è quello di aver amplificato tutte le difficoltà che avevamo già nel reperimento di materie prime e semilavorati. Il problema è che proprio perché questa volta riguarda maggiormente le materie prime, si tratta di input che sono a monte delle catene globali del valore e quindi è molto probabile che queste difficoltà di approvvigionamento in questa fase sono limitate nelle produzioni a monte, finiranno per amplificarsi lungo le filiere man mano che le produzioni si spostano a valle. Quindi alcune di queste strozzature su alcune materie prime rischiano poi di amplificarsi nei prossimi tempi. Per quale motivo registriamo la guerra ha portato a queste amplificazioni delle difficoltà di approvvigionamento? Questo da un lato perché l'area interessata dal conflitto è un'area che si trova sulle rotte commerciali globali. È stato già accennato in precedenza, l'aveva già accennato credo forse proprio il Presidente. L'altro lato è perché l'altro problema è che in realtà l'Ucraina è un territorio di guerra, quindi le esportazioni dall'Ucraina sono in larga parte limitate, le produzioni e le estrazioni sono molto contenute. Con la Russia è più difficile l'import e l'export di beni per diverse ragioni. Prima tra queste è quella delle sanzioni e anche che tendono a limitare gli scambi. Sanzioni che di per sé stesse non hanno, quantitativamente, cioè le sanzioni che sono state imposte sia sull'export che sull'import non hanno quantitativamente un impatto molto rilevante. Parliamo per quanto riguarda l'export dello 0,1% dell'export italiano nel mondo, meno di quello che impattano su Germania e Francia. Però è chiaro che la stessa cosa vale per l'import, che riguarda prevalentemente i semilavorati in acciaio. Il problema è che per alcune produzioni questi import e questi export sono molto rilevanti, cioè quindi queste sanzioni, per quanto non rilevanti in aggregato, poco rilevanti in aggregato, in realtà poi se andiamo a vedere i singoli settori hanno un'incidenza particolarmente rilevante. Quanto il conflitto frenerà la crescita dell'economia italiana? Allora, riporto qualcuno degli indicatori congiunturali che abbiamo registrato da fine febbraio a oggi. Allora, innanzitutto abbiamo avuto un forte aumento dell'incertezza e l'incertezza, come accennavo prima, ha effetto sia sulla propensione al consumo delle famiglie sia sulla propensione all'investimento delle imprese.
E infatti la fiducia delle famiglie è diminuita da 112,4 a febbraio, è diminuita a marzo e poi è scesa ulteriormente ad aprile. Per quanto riguarda il lato delle imprese, abbiamo visto una discesa sia per le imprese manifatturiere che per una forte discesa per le imprese dei servizi. L'unico, diciamo, un elemento che in questo quadro potrebbe risultare positivo è il fatto che, diciamo, in questo clima, diciamo, poiché veniamo da 2 anni in cui è stato proprio difficile spendere, eh, i risparmi accumulati dalle famiglie nel periodo 2021 potrebbero contribuire a una risorsa in grado di tenere un pochino più alta la spesa delle famiglie, e quindi questo significa che in qualche modo uno degli, diciamo, nonostante questi indicatori siano molto negativi, in realtà una delle sorprese positive che potremmo avere in questi prossimi mesi, man mano che si vanno riducendo i contagi che fino ad oggi hanno tenuto i consumi molto compressi, in realtà potrebbe essere proprio la spesa di questi risparmi, soprattutto dalla parte di popolazione, diciamo da quella parte di famiglie che sono state in grado di accumularli. Ovviamente invece i rincari andranno a pesare completamente sulle famiglie a basso reddito, le quali non hanno risparmio accumulato e le quali quindi vedranno probabilmente hanno una propensione al consumo più elevata e quindi vedranno comprimere i propri consumi. Però diciamo che in aggregato un effetto positivo potremmo aspettarcelo dai risparmi accumulati negli ultimi 2 anni. Per quanto riguarda la componente estera non ci aspettiamo grandi risultati, l'anno è iniziato molto bene e nel periodo tra dicembre e febbraio sui 3 mesi l'export italiano era cresciuto a un ritmo sostenuto, più sostenuto degli altri paesi, anche più sostenuto del commercio mondiale, però già abbiamo cominciato a vedere i primi effetti della guerra e quindi abbiamo gli ordini manifatturieri esteri che sono in forte calo sia a marzo che ad aprile. Peraltro l'export italiano non potranno risentire del calo del commercio mondiale, anche su questo gli indicatori sugli ordini manifatturieri globali sono scesi a marzo e anche ad aprile, e tra l'altro va detto che diciamo, l'export italiano non in questo senso ha una specializzazione geografica prevalentemente concentrata sull'Unione, sui paesi europei, e anche merceologica su materiali e prodotti in metallo, che sono aree e settori che maggiormente risentiranno di tutto quello dei problemi che abbiamo evidenziato fino adesso, cioè sia delle difficoltà di approvvigionamento sia che degli aumenti dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime. Quindi non ci dobbiamo aspettare risultati particolarmente positivi dal lato della componente estera. D'altra parte, per quanto riguarda la parte di offerta, diciamo il lato dell'offerta, quello che noi notiamo è che tutti gli indicatori congiunturali qualitativi ci stanno segnalando un rallentamento. Abbiamo un PMI del manifatturiero che è sceso ulteriormente ad aprile dopo essere sceso a marzo, abbiamo una produzione industriale che è scesa dell'1% a dicembre, è scesa a gennaio del 3,4%, ha rimbalzato a febbraio, e domani usciremo con i dati aggiornati sulla produzione industriale che vedono un meno 2% a marzo e un meno 2,5% anche ad aprile. Quindi dal lato della produzione industriale non c'è da aspettarsi nulla di positivo di questi tempi. Per quanto riguarda i servizi, dicevo, ci può essere un qualche rimbalzo, è risalito l'indicatore ad aprile, qualche primo risultato anche qualche prima buona ripresa dal lato del turismo la stiamo notando, quindi forse queste sono, ripeto, credo che siano le uniche notizie positive, cioè qualcosa che ancora tengono i risparmi, e l'altro lato è quello dei servizi che hanno faticato a riprendersi anche nel corso del 2021 e che quindi potrebbero darci una buona, diciamo, potrebbero essere una buona sorpresa nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'evoluzione del PIL, abbiamo avuto già un primo trimestre in negativo. Noi avevamo previsto nel nostro scenario di previsione che abbiamo presentato poco più di un mese fa, avevamo previsto un primo trimestre in negativo a meno 0,2, che è esattamente quello che si è verificato, e poi diciamo, abbiamo previsto un secondo trimestre anch'esso negativo ed un recupero poi nella seconda metà dell'anno leggermente positivo, ma non in grado di compensare la caduta del primo semestre. La previsione per quest'anno, che è sottoposta a moltissime ipotesi perché lo scenario è assolutamente molto, molto incerto, è una previsione sull'1,9% di crescita per quest'anno, una previsione che non è lontana da quella degli altri previsori, leggermente forse peggiore. Il Fondo Monetario,
che è forse uno di quelli che è uscito più recentemente, l'ha posizionata per l'Italia al 2,3%, abbiamo Prometeia al 2,2%, Ref al 2%, quindi all'incirca più o meno siamo su valori tutti abbastanza simili. Dipende molto dalle ipotesi che abbiamo fatto. Noi abbiamo ipotizzato che la guerra finisca alla metà dell'anno e che da lì si attenuino gli effetti sui prezzi e anche si attenuino via via anche le difficoltà di approvvigionamento lungo la seconda parte dell'anno e poi a seguire il 2023. È chiaro che una variazione dell'1,9% quest'anno non è un dato positivo, a dispetto del numero che è superiore a quello che abbiamo registrato in tanti altri anni dello scorso decennio. Perché? Perché noi, grazie allo scorso anno, abbiamo iniziato il 2022 con una variazione acquisita del 2,2%. Questo significa che se noi avessimo avuto 4 trimestri con una variazione pari a zero, noi in realtà avremmo chiuso il 2022, quindi con un'economia assolutamente in piena stagnazione, avremmo chiuso comunque l'anno con una variazione positiva del 2,2%. Quindi tutte le variazioni di percentuali del PIL inferiori al 2,2% vanno considerate come in zona recessiva. Quindi quello che noi sostanzialmente prevediamo per quest'anno è una leggera stagnazione, è una stagnazione con una leggera recessione, soprattutto nella prima metà dell'anno. Le componenti, come vedete, tra le componenti positive rimangono i consumi, come avevo accennato, quindi qualcosa ci aspettiamo che tengano in qualche modo, e una parte sugli investimenti in deciso rallentamento rispetto allo scorso anno, sono stati la prima componente che ha recuperato subito finito il lockdown nel 2020, ma rimarranno un pochino sostenuti anche da quello che ci aspettiamo da quelli che stanno gli investimenti anche per l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanto riguarda i prezzi al consumo abbiamo fissato una variazione per quest'anno del 6,1%, si tratta di una variazione che è ancora abbastanza contenuta, in realtà potrebbero verificarsi, siamo già su valori più alti in questa fase, eravamo a 6,5 a marzo, 6,2 ad aprile, probabilmente è un valore che è al di sotto di quello che poi registreremo a fine anno. Ed un rientro lento l'anno prossimo, semplicemente per il fatto che nel nostro scenario di previsione vediamo una leggera e lenta riduzione dei prezzi dell'energia, che sono quelli che ci hanno fatto schizzare in alto l'inflazione per quest'anno. Soffermo su qualche possibile effetto di lungo periodo. Uno è quello che aveva indicato il presidente Bonomi. Questa guerra è uno shock che non sta colpendo tutti i paesi allo stesso modo, ma è differenziato tra macro aree, quindi abbiamo Stati Uniti colpiti in maniera differente dall'Europa, l'Europa colpita in maniera differente dalla Cina e quindi dal sud-est asiatico. E allo stesso modo sono colpiti anche all'interno dell'Europa, sono colpiti in maniera differenziata anche i singoli paesi, perché i prezzi dell'energia sono diversi, i prezzi che sono effettivamente pagati dalle imprese sono diversi in Italia da quello che sono in Francia e da quello che sono in Germania, e poi anche per il settore ovviamente in relazione anche all'intensità energetica dei diversi settori. Quindi in realtà diciamo, l'Unione Europea è il paese che è l'area macro area che subirà maggiormente gli effetti della guerra. Le stime di più o meno di OCSE e anche di Fondo Monetario sono abbastanza concordi nel rilevare all'incirca un impatto globale della guerra di un 1% del PIL, di un punto percentuale a livello globale. In Europa questo impatto dovrebbe arrivare all'1,5%. D'altra parte alcuni elementi sono già evidenti, come segnala il Presidente, la differenza di prezzo del gas in Europa e l'intensità delle connessioni commerciali sono molto più accentuate tra l'Europa e i paesi coinvolti dalla guerra di quanto non lo siano per per le altre aree del mondo. Questo però cosa significa? Significa che in questo momento vi è un diverso, diciamo, questo incide molto crea una sorta di gap competitivo tra paesi europei, all'interno dei paesi europei e soprattutto tra macro aree mondiali, con l'Europa che da questo punto di vista è svantaggiata e all'interno dell'Europa l'Italia è tra i paesi più svantaggiati. È un gap che, qualora questa situazione dovesse perdurare a lungo, è un gap che potrebbe lasciare segni anche in termini di crescita potenziale per il futuro. Un secondo elemento è quello proprio che riguarda, diciamo, lo scenario globale. Noi diciamo, abbiamo avuto già un colpo forte al commercio mondiale, quindi alla globalizzazione, lo abbiamo avuto con il Covid,
che ha reso diciamo, sempre meno resilienti queste catene globali del valore molto disperse, molto lunghe, che si erano andate costruendo nei decenni precedenti, catene che però erano costruite su un vantaggio, su un elemento, su una logica, che era quella di differenziali di produzione, di costi di produzione. Questo significa che sostanzialmente queste catene consentivano di produrre a costi decisamente più bassi, perché si riusciva ad acquistare in paesi dove dove i prezzi erano più bassi. Nel momento in cui questo mondo, un po' per l'effetto del Covid, un po' per l'effetto della guerra, tende a far accorciare queste catene, da un lato rimportiamo produzioni all'interno dell'Europa e questo riporteranno anche gli Stati Uniti all'interno degli Stati Uniti, come sottolineava poco fa Federico Rampini. In realtà però ovviamente questo ha anche un effetto di quello che viene chiamato dagli economisti questo decoupling economico, nel senso che le aree rimarranno tra loro sempre più slegate ed è possibile, forse ci dobbiamo anche un po' aspettare che ovviamente un ritorno in patria e in aree, nelle nostre macro aree, diciamo il nearshoring, quello di cui si parla, nearshoring, cioè delle produzioni in Europa dal lontano oriente, ad esempio, possa portare come tendenza di lungo periodo ad uno stabile aumento dei prezzi anche in futuro. Quindi a problematiche di un'inflazione che sia molto più persistente di quello che ci aspettiamo oggi. Quindi questo sono un po' diciamo, i due trend che io vedo nel lungo periodo, quelli che un pochino diciamo, sono fonte di preoccupazione, che sono legati alla durata del conflitto e dei suoi effetti. D'altra parte il conflitto pone una serie di rischi, io ne ho evidenziati soltanto qualcuno qui. Uno innanzitutto, questo scenario in questo momento è molto legato al prolungarsi del conflitto, tanto più la guerra durerà a lungo e tanto più questi effetti saranno accentuati. E questo per diverse ragioni. La prima tra questi è quella dei prezzi dell'energia. Se la guerra dovesse fermarsi, non ci possiamo aspettare che i prezzi e quindi scenderanno immediatamente, ma sicuramente potrebbero attenuarsi le tensioni su questi prezzi a livello internazionale. Perché non si attenueranno completamente? Non si attenueranno perché in realtà c'è ormai l'intenzione da parte dei paesi europei di mantenere, di diversificare le proprie forniture, quindi significa andare a cercare altre forniture. Questo significa che in qualche modo, almeno nel medio periodo, il gas russo potrebbe uscire anche per la difficoltà di trasportabilità del gas, a differenza del petrolio, potrebbe portare a una riduzione dell'offerta mondiale di gas. Quindi significa che in qualche modo il prezzo del gas a livello globale tenderà a rimanere alto anche qualora la guerra dovesse concludersi. Un altro grosso elemento di incertezza in questo scenario è il blocco delle forniture di gas della Russia. Stiamo lavorando proprio in questi giorni per vedere che costi potrebbe avere. Come da più fonti, da più parti è stato sottolineato, fino al 2024 non saremmo in grado di essere totalmente svincolati, di poterci staccare senza dover razionare l'energia elettrica. Quindi fino al 2024 non saremo in grado di bloccare le forniture dal gas russo senza dover ricorrere a una qualche forma di razionamento. È chiaro che tanto prima dovessero bloccarsi le forniture di gas dalla Russia, tanto maggiori sarebbero i problemi di razionamento. E se questi possono riguardare in una prima fase quelli diciamo che riguardano l'energia elettrica o il gas per il riscaldamento residenziale, e con impatti relativamente contenuti, nel momento in cui questo razionamento dovesse riguardare l'energia del settore privato, i danni potrebbero essere irreparabili, anche perché in alcune produzioni sarebbe proprio lo stop di queste produzioni porterebbe proprio ad una difficoltà enorme nel riavvio di queste produzioni. L'altro elemento di incertezza riguarda sul quadro geopolitico post-conflitto. Parlavate poco fa, Presidente, lei e Rampini, di una nuova guerra fredda post-conflitto. Ecco, questo è uno scenario che avrebbe degli impatti. Uno di questi lo accennavo poco fa, che riguarda questo decoupling globale, probabilmente un aumento dei prezzi persistente nel lungo periodo, ma ce ne sono anche molti altri, anche per quanto riguarda le filiere che al momento sono costruite a livello globale, che quindi in alcuni casi avremo
alcune dipendenze strategiche che abbiamo in questo momento in Europa non potrebbero essere necessariamente compensate, qualora soprattutto alla Russia si associasse il blocco cinese e asiatico, quindi questo creerebbe ulteriori e maggiori difficoltà. Poi Professore, altri brevi aspetti, prego. no, siccome volevo poi lasciare lo spazio per qualche domanda, no? Ho concluso, questa è proprio Bene, la fine. magnifico. Eh, Qualche altro rischio riguarda appunto qualche effetto di contagio sul possibili rischi di default della Russia, delle banche e delle imprese russe e anche la normalizzazione della pandemia che oggi diamo per scontato ma che è tutt'altro che definita, soprattutto per fine anno, per l'inverno prossimo, non è da escludere che qualche rigurgito possa ancora verificarsi. E infine anche sull'implementazione del PNRR che noi diamo per scontato che sia possibile, ma in realtà gli aumenti dei prezzi e anche la scarsità di materiali potrebbe richiedere da un lato aggiungere nuove risorse come è stato fatto con l'ultimo decreto e dall'altro allungare le tempistiche di realizzazione dei progetti che sono stati progettati qualche anno fa e che quindi non è detto che riescano ad essere realizzati nei tempi previsti secondo programmazione.